Ma anch'io pensavo che le parole della consigliera Bianchi potessero essere più che sufficienti, però sono stato in qualche modo sollecitato anche dall'intervento del Presidente Riccardi, che di solito interviene dicendo volevo capire o so capito. In questo caso gli dico io direttamente che non aveva capito evidentemente o non aveva ascoltato bene quelle che erano le parole della consigliera Bianchi, dove non ha assolutamente fatto affette la misura di inclusione attiva, la proposta di legge 15-2015, cosa che faremo mercoledì, perché abbiamo presentato una mozione e la discuteremo mercoledì e parleremo del sostegno al reddito, ma per cose che sono sopraggiunte dopo quell'approvazione. Per cui io capisco che possa dar fastidio che ci siano 14.000 nuclei che hanno in qualche modo beneficiato di un sussidio che prima potevano solo vedere col binocolo. Capisco che possa dar fastidio, però questa è la realtà dei fatti. A me dà invece più fastidio che quei nuclei che sono beneficiari non prendano soldi per cui appunto che gli spetterebbero di diritto, ed è il motivo per cui mercoledì abbiamo presentato la nostra mozione. Si è detto che l'Aula non è un tribunale, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo ricordato anche nel corso della nostra ultima mozione. Non è colpa nostra se il regolamento del Consiglio interno parla di commissioni d'inchiesta previste dall'articolo 168, che noi ogni volta abbiamo cercato di portare in Aula e ogni volta ci è stato detto non si possono istituire commissioni d'inchiesta perché questo non è un tribunale, perché non dobbiamo noi indagare su determinate cose. È il nome che è stato dato da un regolamento, tra l'altro fatto ancora prima che arrivassero gli esponenti del Movimento 5 Stelle in quest'Aula. Così ovviamente, come volevo giustamente ricordare, cosa che non si fa spesso, è vero che c'è stato un percorso di audizioni, è vero che la Presidente Compagno è venuta spesso in Consiglio regionale a relazionare circa tutto il percorso che è stato in qualche modo anche condiviso con noi di Banca Medio Credito e della governance degli ultimi anni, però quello parte proprio dalla richiesta del nostro gruppo di istituire quella che doveva essere una commissione d'inchiesta. Non è stata fatta la commissione d'inchiesta, di fatto ci sono state, non ricordo quante ormai commissioni per parlare di questi temi. Abbiamo avuto anche altri disegni di legge presentati, per cui del tema se ne è parlato, però era quello che chiedevamo noi il 25 giugno 2014, ormai 3 anni fa. È ovvio che queste cose sono state in qualche modo sviscerate più volte, ci sono stati dibattiti pacati, accesi, prese di posizione, minacce di querela e quant'altro, però è ovvio che se vogliamo discutere di questioni che in qualche modo intaccano la vita di molte persone, è ovvio che possiamo e dobbiamo farlo. E ricordo sempre che dal regolamento le commissioni possono essere anche segretate, non l'abbiamo chiesto noi, è previsto dall'articolo 39, mi pare, del nostro regolamento del Consiglio regionale, per cui tante volte si possono spiegare le cose ai consiglieri, cosa che è stata richiesta più e più volte, anche tenendo conto di quell'aspetto, se dovesse esserci o se dovesse essere ravvisata la necessità. Per cui se non si è fatto evidentemente era, diciamo così, una necessità non ravvisata e si è deciso di andare avanti. Io finisco solo dicendo una cosa. È chiaro che anche qui si parla sempre dei crediti deteriorati, dei debiti che non vengono pagati dalle imprese. Noi avevamo fatto ancora, credo, o 2 o 3 anni or sono un'interrogazione circa 3 mutui bancari che sono stati concessi a una società che doveva aprire un'industria a San Giorgio di Nogaro. 72 milioni di euro gli erano stati concessi
e al 2015 ne sono stati tornati solo 3,7 milioni. È chiaro che tutto questo deve tener conto di molti aspetti, chiaramente della crisi, chiaramente delle cose, però era per spiegare che soprattutto, spesso e volentieri questi problemi vengono creati per colpa, tra virgolette, di pochi e non per colpa di tutti, solo che poi alla fine pagano tutti e, come abbiamo detto anche prima, speriamo che paghino in qualche modo anche quei pochi. È chiaro che io ho fatto solo un esempio, non c'entra niente con le indagini che magari avrà anche portato avanti Banca d'Italia sul comportamento degli amministratori, eccetera. Questo non vuol dire nulla, io ho solo voluto spiegare come con un'unica operazione ci fossero in ballo più di 70 milioni di euro e che per fortuna, grazie anche ovviamente a quello che è stato il lavoro anche di questa amministrazione, siamo riusciti in qualche modo a recuperare gran parte di quei soldi, altrimenti oltre ai famosi crediti di cui già si parla di solito avremmo dovuto aggiungere anche questi. Grazie.